Buongiorno, bentrovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione di oggi, sabato 13 giugno, festa di Sant'Antonio a Padova. Tra non molto ci collegheremo con i colleghi che sono impegnati nel seguire la lunga giornata di celebrazioni con migliaia, davvero migliaia di pellegrini da tutto il Veneto e da tutto il mondo arrivati a Padova per onorare il santo, uno dei santi più amati al mondo. Prima però noi andiamo alla cronaca, ce n'è diversa in questa giornata. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Filippo Fois che è con Alberto Pivetta a Venezia, perché è notizia di questa mattina l'arresto di 3 portabagagli per furti ed estorsioni che ha naturalmente ancora una volta puntato i riflettori sul tema del turismo e di quelle che sono poi le storture di un mondo variegato come quello di Venezia. Filippo, buongiorno. Buongiorno Rina, buongiorno ai telespettatori. Parliamo proprio di fronte alla questura di Venezia che si trova a Piazzale Roma, a un centinaio di metri dal ponte di Calatrava, che era uno dei luoghi preferiti per questa banda di 3 persone che sono state arrestate. Si tratta di 3 stranieri dell'Est Europa, tutti con precedenti di polizia, che adesso sono accusati a vario titolo di estorsione, tentata estorsione e rapina. Cosa facevano? Sostanzialmente prelevavano i bagagli da parte dei turisti che dovevano attraversare il ponte e poi per farseli restituire chiedevano una somma di denaro molto sostanziosa e anche in maniera molto intimidatoria. Sono stati bloccati con l'accusa di 3 episodi nello specifico, un primo ai danni di 2 turisti israeliani che era avvenuto a febbraio, un altro invece era una rapina addirittura commessa ai danni di una turista giapponese, una tentata estorsione a 2 turisti giapponesi e anche un furto di bagagli a bordo di un treno. Naturalmente la stazione si trova poco distante da dove ci troviamo. Si tratta purtroppo di un fenomeno piuttosto diffuso, non è la prima volta che parliamo di questo problema, però effettivamente la polizia ci tiene a far sapere che insomma stanno monitorando la situazione e come in questo caso insomma si è arrivati all'arresto di queste persone. Io vi lascerei facendovi ascoltare quello che ci ha detto pochi istanti fa il questore di Venezia Antonio Sbordone, poi la linea può tornare allo studio. È un'attività in cui abbiamo investito molto i nostri servizi investigativi, la squadra mobile, ma anche il commissario San Marco e anche la Polvere, perché volevamo raggiungere un risultato e anche in tempi brevi, in quanto gli episodi di violenza, di prepotenza nei confronti dei turisti da parte di alcuni di questi portieri abusivi si stavano ripetendo e quindi li abbiamo, come dire, insomma, seguiti bene, abbiamo articolato dei servizi di osservazione, abbiamo costruito le responsabilità e il risultato è arrivato. Chi sono queste persone che sono state fermate? Ma insomma sono persone extracomunitarie che vivono di espedienti per la verità e, come dire, insomma, ci muoviamo nell'ambito della marginalità e tuttavia credo che appunto un segnale anche forte andasse dato e siamo contenti di averlo fatto, perché il danno non soltanto per le persone ma anche per la città dall'attività illecita di queste persone era enorme. Il modus operandi era ricorrente, c'erano diciamo delle modalità che si ripetevano ogni volta. Sì, le agganciano e li seguono, li costringono a consegnare appunto la valigia, a portarla e poi pretendono dei soldi e in qualche circostanza appunto li hanno anche rapinati, come abbiamo ricostruito. Questo dunque quanto ci ha riferito il questore Sbordone sugli arresti, lo avete sentito, di questi portantini, di questi portabagagli che a Venezia taglieggiavano di fatto i turisti. Allora, giornata dedicata a Sant'Antonio a Padova, noi dovremo essere in grado di collegarci con i nostri colleghi sul Sagrato. Vedo Federico Fusetti pronto con Renzo Rigon in diretta dalla città che davvero si è svegliata, vediamo, sotto un bel sole con migliaia di pellegrini arrivati da tutto il Veneto e da tutto il mondo. Federico.
Buongiorno Lina, sì, è proprio come hai detto, insomma cerchiamo ora anche un po' di coinvolgere voi e davvero di trasmettervi quelle emozioni che si respirano qui fin dall'alba. È proprio un'emozione palpabile qui sul sagrato della Basilica del Santo e naturalmente all'interno con migliaia e migliaia di pellegrini che stanno diciamo assistendo alle messe. Renzo Rigon vi sta mostrando, questa è il flusso di persone che sta entrando in Basilica, dove tra l'altro è già in corso la messa delle 11:30, quella che è celebrata dal vescovo di Padova Claudio Cipolla. Eppure guardate ancora quante persone stanno entrando, forse non le faranno nemmeno entrare e dovranno aspettare le prossime messe. Noi siamo qui sul sagrato dalle 5 di questa mattina, alle 5 alle 30 l'apertura delle porte, fra poco vi mostreremo quei momenti, e da allora un flusso continuo di pellegrini. Alla mia destra ora Renzo vi mostra un altro capannello di persone, lì in quella parte del sagrato viene distribuito il pane benedetto, il pane di Sant'Antonio. Sono state preparate 6.000 confezioni, ma ci raccontava Cristina Sartori, ufficio stampa un po' di tutta l'organizzazione di oggi, che probabilmente non basteranno neppure visto l'alto numero di persone presenti. Da questa parte invece ancora Renzo ci mostra, come dicevo, il flusso di persone che arrivano, e come hai detto arrivano praticamente da tutto il mondo, perché prima insomma abbiamo intervistato un po' di pellegrini, insomma dal Messico ovviamente a molte regioni italiane, alla Polonia eccetera. Oltre, però vi portiamo dopo, oltre a questa coda ce n'è un'altra, che è un'altra coda importante, diciamo così, che è quella per la tomba del santo, ma quella ve la mostriamo più tardi, e dove tra l'altro andremo fra un attimo. Ci sono anche i volontari del CISOM, tra centinaia di volontari presenti oggi qui. Quelli del CISOM sono quelli che danno anche la prima assistenza medica, li vedrete poi con i giubbotti arancioni, sono l'assistenza medica, le squadre di assistenza medica dell'Ordine di Malta, e hanno già fatto una trentina di interventi, persone che non hanno avuto nulla di grave, però anche questa è una componente importantissima della giornata di festa di oggi. Sono arrivati a piedi o in bicicletta dalle province di Treviso, di Venezia, di Padova, quindi hanno percorso anche 40 km a piedi, partendo magari a mezzanotte. È normale che arrivati poi qui al mattino, insomma, un calo di zuccheri, come si dice, lo possano avere avuto. Adesso vi rifacciamo vedere. Volevo anche scusarmi, sono in camicia, sono stato in giacca e cravatta fino a poco fa, ma come hai detto adesso c'è il sole, la temperatura si è alzata, mi sono permesso di rimanere in maniche di camicia. Volevo dire che adesso invece andremo insieme a vedere cosa è accaduto questa mattina alle 5:30, quando si sono aperte le porte della Basilica e c'erano già decine di pellegrini che hanno voluto essere i primi ad entrare per la messa delle 6. Buongiorno, ci siamo, il grande giorno è arrivato, la festa di Sant'Antonio. Buona festa di Sant'Antonio a tutti dal sagrato della Basilica. Anche quanta emozione c'è sicuramente da parte di chi è qui già da tempo per essere proprio tra i primi ad entrare nella Basilica. Siete i primi proprio di oggi. Da dove viene, signora? Dal Vignasego. E ogni anno è qui per prima all'apertura della porta. Quest'anno in bicicletta. Come mai? Perché l'anno scorso il tempo era incerto e quest'anno, visto che è buono, c'è anche mio marito, siamo venuti insieme. Io vengo da Termoli, provincia di Campobasso. Questa è l'84esima volta che vengo a Sant'Antonio a Padova. Scusi, ripeta? È l'84esima volta. Ho capito bene, 84esima. Quanti anni ha? Io ho 70 anni, perché delle volte sono venuto più di un anno, è dal 1975 che vengo, però dal 1983 vengo alla festa, dal 1983 in poi, soltanto l'anno del Covid non sono potuto venire anche perché ho avuto pure la paralisi. Bellissimo, emozionante sentire queste prime voci. La porta si è socchiusa, quindi credo che davvero manchi poco, entreremo insieme ai primi pellegrini. Eccoci qua. Auguri.
Rettore, buongiorno. Buongiorno. Buona festa naturalmente. Grazie. Io credo che anche per lei sia comunque sempre un'emozione, i pellegrini che entrano la salutano, le chiedono come va. Io penso che anche per lei, anche se ogni anno si ripete questa celebrazione, l'emozione sia forte. Che emozione le provocano queste persone? È una novità ogni anno, di fatto vedere come Sant'Antonio sia amato e accolga i pellegrini sempre con così grande entusiasmo, un'accoglienza reciproca è motivo appunto di sorpresa, no? Anche di gratitudine, perché non si capisce mai fino a che punto questo sia, come dire, frutto di una sola buona volontà delle persone, che è pur buona, oppure anche la risposta ad una chiamata che arrivano da Sant'Antonio stesso, che vuole i suoi amici vicino a sé. Abbiamo ripercorso quello che è accaduto questa mattina alle 5:30 anche con le parole di Padre Ramina, il rettore della Basilica. Leonardo Di Ascenzio è l'amministratore della confraternita. Prego, non si preoccupi, passa qualcuno davanti, ma è normale, siamo in diretta e qui i pellegrini sono tanti. Siamo davanti al punto in cui vengono distribuiti i pani benedetti di Sant'Antonio. Io ho avuto un'informazione che ne avete preparati circa 6.000 e potrebbero non bastare. Ci dice anche prima molto rapidamente che cos'è? Il pane di Sant'Antonio è una tradizione devozionale antichissima, diffusa dovunque nel mondo dove si è diffusa la devozione antoniana. Nasce da un miracolo vero e proprio, il miracolo della risuscitazione del piccolo Tommasino. La mamma aveva fatto voto di donare tanto frumento ai poveri quanto fosse stato il peso del figlio, se gli fosse stato risanato, anzi se fosse stato risuscitato da Sant'Antonio. Così fu, e quindi la madre donò il frumento ai poveri. Ecco, da lì nasce la tradizione del pane di Sant'Antonio, che può essere il pane dato ai poveri, oppure il pane, come in questo caso, benedetto, che può essere portato a casa, magari a qualcuno che non sta bene, a qualcuno che non è potuto venire oggi qui in pellegrinaggio e che si trova questo gesto di vicinanza portato da qualcuno. Siamo in linea con gli anni scorsi come numeri di presenze? Come numeri di presenze mi pare di sì, c'è una bella partecipazione oggi e soprattutto è una partecipazione internazionale, e questo dà proprio il segno di questo santuario. Anche noi abbiamo predisposto 6.000 panini come quasi ogni anno, quest'anno è una giornata di sabato, ma quando finiranno i panini però ci saranno sempre i foulard che abbelliscono la città di Padova durante la processione. Siete attrezzati, avete un piano B, diciamo così. Quindi a chi ha in mente di venire oggi qui in Basilica, il suggerimento insomma è di passare da questa parte sulla destra della facciata della Basilica per portare a casa uno di questi pani che hanno una storia bellissima. Grazie a Leonardo D'Ascenzio. Grazie a voi. E noi adesso andiamo a vedere cosa è successo ieri sera, perché all'Arcella, quartiere nord di Padova, un'altra processione un po' più piccola di quella che ci sarà oggi alla fine della messa alle 17 qui, perché è stato l'ultimo tratto di strada che Sant'Antonio fece prima di morire nel suo arrivo in città. Quindi la messa, la celebrazione, il cosiddetto transito e questa processione con 2000 persone. Per noi c'era Francesco Rattai, rivediamo un po' quello che è accaduto, poi torniamo qui sul Sagrato. I tamburi dei figuranti danno il via alla rievocazione del transito di Sant'Antonio, l'ultimo viaggio del taumaturgo quasi 800 anni fa, che da Campo San Piero lo portò all'Arcella. Qui ogni anno viene ricordato da migliaia di devoti da tutto il mondo che partecipano alla celebrazione. Credo che sia sempre molto commovente e suggestivo poter rivivere in qualche modo gli ultimi momenti della sua vita così, assieme a tante persone che gli vogliono bene. Da dove viene? Filippini. Lei è molto devota a Sant'Antonio? Sì. È la prima volta che viene? No, sempre ogni anno io già venuto per fare la processione. Sì, veniamo da Romania, siamo un gruppo di pellegrini accompagnati dal nostro Don Lepodatu. È forte la devozione per Antonio? Sì, è forte anche in Romania, anche gli ortodossi, noi siamo cattolici, ma sono tanti ortodossi che sono devoti a San Antonio. È una cosa che riempie il cuore? Sì, sicuramente, perché sono anche devoto a Sant'Antonio. Io da Taranto. Da Lecce.
È molta la devozione antoniana? Sì, tantissimo, tutti gli anni veniamo, però è la prima volta che veniamo proprio durante la festa di Sant'Antonio, siamo molto emozionati e contenti. È una manifestazione alla cella fantastica, perché richiama tantissimi devoti di Sant'Antonio. Poi viene vissuta in maniera particolare perché la gente passa per le strade, ti saluta, si sente tranquilla, si vogliono bene. È bello rifare questa rievocazione, magari sicuramente più intima di quella che ci sarà domani, ma assolutamente molto sentita, e con piacere questa sera ci sono anch'io. Antonio, uomo di pace, come ha ricordato il vescovo di Padova. Parlare di pace in questo momento ci si sente senz'altro in buona compagnia con Papa Leone, come prima con Papa Francesco, e direi anche con le varie esperienze religiose, perché il servizio alla pace credo che ci accomuni tutti. Ecco, c'è anche una nota che a volte si sentirebbe un po' scoraggiati, come se queste nostre parole, le nostre preghiere, la nostra sensibilità contassero poco. Noi non ci scoraggiamo. Tanti figuranti, per la prima volta anche l'assessora comunale Cristina Piva. Mi è stato chiesto se volevo partecipare, molto volentieri, dato che l'Arcella è il mio luogo di nascita. È la prima volta che lo fa? Sì, come figurante sì, io ho partecipato come in persona alla processione. Mi raccontava che è dal 94 che partecipa, indossa questa veste. Sì, indosso quest'abito e rappresento una monaca del Rione Monastero. Ecco, è molto forte questo sentimento che è un misto tra devozione e il piacere anche di ricordare i tempi che furono. Certo, la parte religiosa anche che cura questa associazione per me è molto importante. Da 10 anni fedeli compagne del santo anche Maggie e Molly. Sono delle mucche austriache che arrivano dal Monte Grappa, dove abbiamo una malga, che sono al pascolo a Malga Mure, e questa sera siamo qua per la processione del santo e 10 anni che partecipiamo con questi animali. Lungo le strade dell'Arcella il ricordo delle tappe fatte dal frate santo accompagnato dai fedeli. Un momento di fede che quest'anno è stato celebrato anche all'esterno del santuario di Sant'Antonio in Arcella, coinvolgendo migliaia di fedeli. Questo è accaduto ieri sera, torniamo sul Sagrato, anzi siamo usciti dal Sagrato della Basilica, fra poco vi ridiamo la linea con Renzo Rigon che vi mostra quello che c'è qui, quindi mezzi di soccorso che sono al di fuori del Sagrato, con la gente che arriva in bicicletta, a piedi per partecipare alle messe. Questa in fondo qui è Via del Santo ed è la via lungo la quale partirà la processione per attraversare la città. Sto cercando veramente di mostrarvi un po' tutto quello che accade anche intorno alla festa. L'ultimo scorcio che vi mostriamo con Renzo è un'altra coda che è proprio appena all'interno del Sagrato, altre persone in coda qui a sinistra, e questa è la coda per la tomba del santo, quindi non per entrare alle messe ma per, assistiti dal personale del CISOM, per entrare a visitare la tomba del santo, appoggiare la mano sulla tomba e fare magari l'ultima preghiera prima di partecipare alla messa. Prima di darvi la linea andiamo anche a vedere un risvolto un po' più diciamo particolare col principe Emanuele Filiberto, che è a Padova per qualche giorno, ha consegnato dei defibrillatori ai piccoli comuni e che insomma ha fatto visita al santo, devoto del santo anche lui. Poi la linea torna a voi e quindi un saluto da Renzo Rigone e da Federico Fusenti. Padova, la terra è sempre bella, devo dire che è sempre un grandissimo colpo d'occhio arrivare qua e ritrovarsi in questa bellissima città. Domani andiamo alla processione, alla messa di Sant'Antonio, sono veramente sempre molto felice di essere qua. Una visita privata alla Basilica del Santo per ammirare uno ostensorio donato da Casa Savoia e il registro delle presenze firmato nel 2007 dal padre Vittorio Emanuele e dalla madre Marina Doria. Emanuele Filiberto di Savoia a Padova, nell'ambito del progetto Salva la Vita, grazie ad una raccolta fondi, ha permesso l'acquisto di defibrillatori da donare ai piccoli comuni della regione per contribuire a rendere cardioprotette anche le piccole comunità.
Ma noi con gli ordini sosteniamo approssimativamente 60 progetti in Italia e ogni progetto è scelto dalla delegazione, e la delegazione del Veneto ha scelto questo progetto perché era importante anche averli nei piccoli centri che qualche volta non hanno i mezzi per comprarli o non sanno neanche come usarli, la formazione, dunque è bene mettersi con loro e anche con la Croce Rossa o la Croce Verde e poterli giustamente dare alla popolazione, sono veramente dei salvavita. Quest'anno ad essere interessati dalla donazione sono i comuni di Casalserugo e Legnaro. In mattinata la visita del Principe alla Cappella delle Reliquie e alla Tomba del Santo, poi al Battistero del Duomo per ammirare gli affreschi di Giusto de Menabuoi. A Padova per 2 giorni Emanuele Filiberto sarà alla messa alla processione di Sant'Antonio, a cui è molto devoto. Noi siamo sempre stati molto devoti a Sant'Antonio, mia nonna soprattutto, e me ne parlava spesso. E del resto ne parlo nel libro che è appena uscito, La Regina di Maggio, e ecco, per me è un po' rendere omaggio a lei e al nostro santo. Grazie ai colleghi Federico Fusetti e Renzo Rigon. Restiamo sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio. Eccola qua la nostra Marta Zatta, impegnata come gli altri colleghi anche lei nelle dirette. Durante la messa possiamo anche noi da Antena 3 collegarci. Allora eccola qua con tantissima gente alle spalle. Marta. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, c'è veramente tantissima gente, lo potete vedere anche dalle immagini di Alessandro Costacurta. La coda per entrare all'interno della Basilica è veramente piena, non si vede proprio la fine di questa lunghissima fila. Noi appunto ci troviamo davanti al sagrato della Basilica di Sant'Antonio e ci tenevamo a farvi vedere una tradizione davvero particolare, una tradizione che va avanti da 5 anni. E qui con noi per parlarcene Marzia Mori, che fa parte del gruppo degli infioratori di Fucecchio. Marzia, ci può raccontare cosa raffigura questa bellissima immagine? Sì, buongiorno a tutti. Quest'anno abbiamo scelto di rappresentare Sant'Antonio con il bambino, l'immagine classica, e unita poi a San Francesco nell'800° anniversario della sua morte. Sono stati affiancati i 2 principali santi italiani alla fine. Quanto tempo ci vuole per preparare un'immagine del genere? Ecco, la preparazione forse alla fine è più lunga della realizzazione vera e propria, perché ci vuole tutto lo studio del disegno, il conto dei fiori, la preparazione stessa dei materiali. Solo per la realizzazione abbiamo impiegato diverse ore, perché abbiamo iniziato ieri sera alle 7 alle 19 e finito verso le 3 e mezzo di mattina stamani. E c'è qualche fiore particolare che avete utilizzato? Allora, quest'anno qui principalmente sono crisantemina e garofani. Poi vabbè, ci sono delle foglie di alloro, foglie di prunus e dei semini che li abbiamo raccolti spontanei nei campi in campagna. E mi diceva appunto anche prima che i pellegrini apprezzano veramente tanto questa immagine. Sì, a me fa tantissimo piacere essere qui, perché qui la sera è viva. Qui ci sono tanti pellegrini che hanno proprio il desiderio e la voglia di mettere anche un solo petalo, ma ce lo dicono proprio, anche un solo petalo per il santo. E quando gli fai mettere non solo il petalo ma anche il pezzo un po' più grande, vanno via, ti ringraziano 10.000 volte, sono felici e vanno via tutti soddisfatti. E la mattina molti vengono a salutarci per vedere l'opera finita, per dire che erano contenti di aver potuto partecipare. No, è molto soddisfacente. E questo ripaga anche insomma tutta la fatica che ci mettete? Questo ripaga totalmente, perché la notte c'è l'adrenalina di realizzare il quadro, di cercare di farlo il meglio possibile. La mattina vedi la soddisfazione, vedi la gente, vedi quelli che vengono a fare la foto, quelli che ti brontolano perché magari sei lì che gli impalli la foto, che ti chiedono di levarci davanti perché lo vogliono fotografare il meglio possibile, ma è molto soddisfacente. Voi tra l'altro siete un gruppo di volontari che girate, non venite solo nel 13 giugno alla festa di Sant'Antonio, ma girate proprio tutta l'Italia. Sì, noi giriamo tutta l'Italia. Ora, per esempio, il prossimo appuntamento sarà a Roma, ora per San Pietro e Paolo a fine mese, e poi si va a ottobre.
anche lì sarà in anteprima, siamo assisi anche quest'anno, siamo proprio felici. Marzia, allora buona festa di Sant'Antonio, buon lavoro ancora dal sagrato della Basilica del Santo, con una moltitudine veramente di pellegrini arrivati per la festa di Sant'Antonio, per dire grazie, per chiedere anche insomma qualcosa a Sant'Antonio. Per il momento da Padova è tutto. Lina, la linea può tornare allo studio. Grazie alla nostra Marta Zatta che era in diretta da Padova, grazie ai colleghi che vi ricordo sulle nostre emittenti come ogni anno stanno accompagnando la diretta delle celebrazioni di Sant'Antonio in questo 13 di giugno, che è una data sempre estremamente importante per il nostro territorio e lo avete visto per l'Italia e per i tanti fedeli nel mondo di Sant'Antonio. Allora, noi tra poco andremo alla cronaca di queste ultime ore, torneremo alla cronaca di queste ultime ore, ma adesso apriamo la finestra su un tema estremamente delicato che è quello della casa, dell'emergenza casa che ormai c'è anche nei territori della nostra regione. Ieri sera nel Trevigiano c'è stata una riunione della categoria degli immobiliaristi affiliati a Confcommercio, da cui sono venuti fuori dei temi davvero importanti e degli spunti che anche la politica dovrà a un certo punto ascoltare. Allora, in diretta da Treviso per noi c'è Nancy Galdi con Tommaso Migot e con Gianpietro Campagnolo, che è vicepresidente degli immobiliaristi di Confcommercio. Nancy, a te buongiorno. Sì, buongiorno da Treviso. Oggi parliamo di mercato immobiliare insieme a Gianpietro Campagnol, vicepresidente della categoria degli immobiliaristi della FIMA Confcommercio. Un tema che riguarda sempre più famiglie del territorio. Vivere a Treviso e in provincia sta diventando sempre più per ricchi. Se da un lato cresce il mercato immobiliare di lusso, dall'altro diventa sempre più difficile, diminuisce l'offerta di abitazioni accessibili alla fascia media con prezzi che continuano a crescere. Però ci spiega meglio che cosa sta succedendo proprio Gianpietro Campagnolo. Buongiorno a tutti. È un momento un po' storico di passaggio anche delle abitudini che avevamo prima. Gli affitti avevano un loro percorso. Ma col nostro zaino, vediamo. Quasi impossibile perché forse si è fermato, l'edilizia pubblica non ha più messo a disposizione alloggi. No, c'è qualche problema col nostro collegamento, vedremo di ripristinarlo a breve, allora vediamo se... Disposizione per i residenti di Treviso e non solo, in maniera che ci sia un po' sul mercato, che ci siano anche delle alternative, perché adesso non ci sono neanche a prezzi carissimi. Oltre alla città di Treviso... No, allora adesso facciamo così, regia, andiamo in pubblicità, aspettiamo di vedere se i colleghi da Treviso riescono a sistemare questo problema tecnico che ha il collegamento in diretta con il referente della categoria immobiliaristi. Noi ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati, andiamo alla cronaca, non ce l'ha fatta, c'è un'altra giovanissima vita spezzata purtroppo sulle nostre strade, non ce l'ha fatta Filippo Cortivo, 15 anni, rimasto gravemente ferito nell'incidente del 10 di giugno a Orgiano. Il ragazzo era in sella al suo scooter Yamaha quando poco dopo le 13 si è scontrato con una Fiat Panda di un 23enne del posto. Il terribile impatto è avvenuto in via Perara all'incrocio con via Camuzzana. Fin da subito le condizioni del ragazzo erano apparse gravissime, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso. Era stato ricoverato in rianimazione al San Bortolo di Vicenza, ma dopo 2 giorni nel reparto di terapia intensiva il suo cuore ha smesso di battere. Profondo il cordoglio a Spiazzo di Val Liona, dove Filippo viveva con i genitori e la sorella. Potrebbe esserci l'alta velocità tra le cause di un incidente che ha coinvolto nelle scorse ore un'auto e anche in questo caso una moto a Sala di Strana.
Papà correva forte, lo avrebbe detto ai sanitari che lo hanno soccorso il bimbo di 9 anni residente a Trevignano, sbalzato dalla moto condotta dal genitore 38enne. Il bilancio complessivo dell'incidente, avvenuto intorno alle 11 a Sala di Istrana, è di 3 feriti, compreso il conducente della vettura che si è scontrata con la 2 ruote. I più gravi, ma non in pericolo di vita, sono proprio padre e figlio. I due, secondo una prima ricostruzione, provenivano da nord, dalla rotatoria lungo la Postumia romana. L'automobile, una Dacia Sandero condotta da un 51enne del posto, sarebbe uscita da una proprietà privata in via Baracca, svoltando a sinistra proprio mentre sopraggiungeva la moto. Bimbo e padre sono stati sbalzati ad alcuni metri di distanza, cadendo a terra e riportando vari traumi. All'origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza da parte dell'automobilista, ma la polizia locale di Istrana sta verificando proprio la velocità del Centauro, utilizzando anche le immagini di telecamere presenti in zona. Il bambino è stato portato in elicottero a Treviso, anche il padre è arrivato al Cafoncello ma in ambulanza. Il conducente della vettura, con ferite meno gravi, è stato accompagnato a Castelfranco. Torniamo sulla strage del bus di Mestre invece. 7 indagati, tutti dipendenti comunali in servizio e pensionati, hanno deciso di patteggiare. Con l'arrivo della procuratrice Dolci, che ha attentamente studiato il fascicolo, è arrivato anche il via libera ai patteggiamenti per 7 indagati nella strage del bus che il 3 ottobre 2023 precipitò dal cavalcavia di Mestre, causando la morte di 22 persone e il ferimento di 14. Una decisione arrivata sulla scorta dell'accordo raggiunto da mesi tra PM e avvocati sulle pene pecuniarie con i pubblici ministeri Carmelli e Gava. A breve sarà dunque fissata l'udienza. Gli indagati sono 7, tutti dipendenti comunali di Venezia, in servizio e pensione. Simone Agrondi, attuale direttore dei lavori pubblici, e i funzionari del settore viabilità e mobilità, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro, che avevano dato il via al cantiere per la messa a norma del guardrail proprio a pochi giorni dalla strage, il padovano Guido Stagno Andriolo e i veneziani Diego Costantini, Franco Fiorin, Fabio Pascon. L'attenzione della procura si è concentrata sul varco di servizio. Durante le indagini, ingegneri dell'Università di Padova hanno anche attestato la rottura dello sterzo del bus, ma su questo aspetto non sono state avanzate contestazioni. Dovremmo essere in grado di ripristinare il collegamento con la nostra Nancy Galdi, che con Tommaso Migot ci stava parlando del tema casa, con Gianpietro Campagnolo, vicepresidente degli immobiliaristi di Confcommercio, che si sono riuniti ieri sera stilando una serie di punti e di criticità da far presente ai politici e a chi amministra. Nancy. Sì, eccoci, appunto parliamo di mercato immobiliare qui nel Trevigiano, un problema che riguarda sempre più famiglie del territorio. Vivere a Treviso e in provincia è diventato sempre più per ricchi, se da un lato cresce il mercato degli immobili di lusso, dall'altro diminuisce l'offerta di abitazioni accessibili alla fascia media con prezzi che continuano a crescere. Però ci spiega meglio la situazione Gianpietro Campagnol, vicepresidente della categoria degli immobiliaristi della FIMA Confcommercio. Buongiorno a tutti. Sì, una situazione ormai dico strutturale che ci porta a noi agenti immobiliari a non reperire più immobili da allocare nelle nostre città, ma non solo Treviso, anche in tutti gli altri capoluoghi di provincia che ci seguono. Difficoltà oggettive forse date da molti fattori che sì, spiegarli in 2 secondi sarebbe un po' difficile. Il piano casa comunque del 2026 prevede delle soluzioni che secondo me aspettavamo da tanto tempo. Scusate. Sarà forse una soluzione questa che ci aspettavamo, per cui al momento però la difficoltà di reperire appartamenti in affitto è elevatissima. Sul mercato ci sono tanti affitti turistici, perché forse magari i trevigiani 20 anni fa non se lo aspettavano, ma adesso si trovano ad avere una città turistica molto più di prima, e quindi l'affitto turistico è quello che va più alla maggiore.
Oltre alla città di Treviso, quali sono le aree, i comuni della provincia dove è diventato più costoso acquistare casa? Ma Conegliano come Oderzo, come Vittorio Veneto sono, diciamo, sono sulla stessa scia di Treviso, non c'è molta differenza. Ripeto anche il fatto di essere diventato, con le colline dell'UNESCO, noi che ci pregiamo di averle, hanno portato turismo, e quindi il mercato degli affitti sta seguendo questo trend dato dall'afflusso di turisti, molti più di quelli che vedevamo una volta. Ecco, adesso voi cosa chiedete e a chi vi rivolgete? Ma le istituzioni devono purtroppo cambiare loro qualcosa, perché noi prendiamo atto che il mercato è questo, ma difficilmente potremo fare noi qualcosa. Le istituzioni dovrebbero agevolare il mercato degli affitti calmierando i canoni di affitto e portarli alla effettiva possibilità delle persone di pagare canoni di affitto accettabili. In questo momento non è così. Ecco, di questo passo quali sono le prospettive future per il mercato immobiliare trevigiano? Ma il mercato trevigiano e non solo dovrà riaprirsi, come temo negli anni 60 e 70, dove c'erano delle istituzioni che costruivano dei fabbricati in a casa, Gescal e quant'altro degli anni 60-70, che dovranno farsi carico di mettere a disposizione sul mercato degli immobili che soddisfino certe possibilità che adesso non ci sono. Ecco, grazie a Gianpietro Campagnol e a Tommaso Migotta alla parte tecnica. Lina, per il momento qui da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ai colleghi Nancy Galdi e Tommaso Migotta, grazie all'ospite, un tema questo che approfondiremo anche nel corso dei nostri telegiornali. Noi torniamo intanto alla cronaca, l'ennesima truffa ad anziani, arriva da Padova, un finto maresciallo, una rapina mai avvenuta, un'anziana convinta a consegnare tutti i suoi preziosi. La truffa scoperta venerdì pomeriggio, la polizia è riuscita a fermare il responsabile poche ore dopo in stazione mentre stava per salire su un treno per Napoli. A finire nel mirino dei truffatori una padovana di 80 anni contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo delle forze dell'ordine. L'uomo le avrebbe raccontato che la sua auto sarebbe stata usata giorni prima da una banda responsabile di una rapina in una gioielleria di Padova. Per questo, di lì a poco, sarebbe arrivato a casa un incaricato per ritirare tutti i gioielli e portarli in caserma per un confronto con la refurtiva. Pochi minuti dopo, mentre l'anziana era ancora al telefono, si è presentato un uomo di circa 35 anni che si è fatto consegnare anelli, catenine e un orologio di valore per un totale di oltre 20.000 euro. Solo dopo che l'uomo se n'è andato, la donna ha capito di essere stata raggirata e ha avvertito la figlia, che ha chiamato immediatamente il 113. L'intervento degli agenti è scattato subito. Mentre una volante raggiungeva l'abitazione della vittima, un equipaggio in borghese della squadra mobile si è diretto in stazione. Qui, sul primo binario, proprio mentre stava per partire il treno per Napoli, i poliziotti hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dall'ottantenne. Fermato e controllato, nello zaino aveva tutti i gioielli appena sottratti all'anziana. Si tratta di un 37enne originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Riconosciuta la flagranza del reato, è stato portato nel carcere Due Palazzi a disposizione della procura. La refurtiva è stata restituita alla vittima. Truffa da 15.000 euro tra gioielli e pistole nel centro di Mestre. La polizia ha rintracciato anche in questo caso il responsabile, lo ha arrestato. Sempre in città un ex carabiniere è stato minacciato con un coltello dopo aver tentato di sventare una rapina.
Era riuscito non solo a farsi aprire la porta di casa, ma anche la cassaforte, il 48enne di origine napoletana che nel pomeriggio di ieri è riuscito a truffare una coppia di anziani di Mestre. Un'area furtiva di 15.000 euro tra gioielli e pistole regolarmente detenute dal marito della signora mestrina. Immediata la denuncia della coppia alla polizia, che ha rintracciato e arrestato poche ore più tardi il 48enne in stazione. Sempre a Mestre, 2 persone originarie dell'Est Europa sono state fermate dopo aver tentato il furto di un monopattino e aver minacciato con un coltello un ex carabiniere che li aveva sorpresi in fuga. Il carabiniere in questione ha ordinato ai 2 di fermarsi. Per tutta risposta loro hanno estratto il coltello minacciandolo per aprirsi la strada. Gli agenti di 2 volanti accorsi sul posto hanno riconosciuto e fermato i 2, un cittadino rumeno e uno ucraino, trovandoli con il coltello e portandoli in questura per i controlli e la custodia in cella per rapina. Lo vedete, super lavoro davvero per le forze dell'ordine. Quella di ieri è stata una giornata di sciopero nazionale invece per la polizia locale. Dal Friuli alla Sicilia gli agenti hanno incrociato le braccia per ottenere un cambiamento radicale delle regole scritte giusto 40 anni fa. Altissima l'adesione anche nella Marca trevigiana, considerando che per legge una parte del personale comunque doveva coprire i servizi essenziali. Il comando di polizia locale del Coneglianese ha aderito con 2/3 del personale, gli altri naturalmente si sono dovuti sacrificare, perché ricordo che dobbiamo garantire appunto un servizio minimo che è quello di operatività delle pattuglie nei vari quadranti orari. Un'adesione altissima quella allo sciopero nazionale della polizia locale, non solo nel Coneglianese. A Treviso, ad esempio, nel turno mattutino la percentuale di astensione dal servizio è stata del 70%, cresciuta al 75% nel pomeriggio. Le ragioni dello sciopero sono tante, si basano tutte su una legge di riforma. Ricordo che la nostra legge quadro sulla polizia locale ormai ha 40 anni e quindi è ovvio che i tempi sono mutati e che quindi bisogna anche rivederla. Però le varie proposte che sono depositate in Parlamento sicuramente non sono migliorative e non rispecchiano quelle che sono le esigenze della polizia locale moderna. La prima riguarda la tutela sul campo, che al momento non è uguale per tutti. Ci troviamo ormai a svolgere gli stessi compiti e spesso facciamo operazioni unitamente a polizia e carabinieri, anche di ordine pubblico, però le tutele che ci garantiscono non sono le stesse rispetto agli altri colleghi della polizia piuttosto che dei carabinieri o della Guardia di Finanza. Il nostro contratto è simile a quello degli impiegati comunali, quindi rientriamo nella contrattazione collettiva nazionale degli enti locali, per cui noi risentiamo del vincolo della spesa del personale. Ecco perché si è ridotto l'organico di 12.000 persone nel tempo, perché non si possono superare, ancorché il comune è virtuoso, determinate limiti di spesa appunto per il personale. Qui credo che in una società come la nostra, sociale e sicurezza, che adesso stanno viaggiando a braccetto, non devono subire queste limitazioni. Si può tagliare in altri ambiti, però sulla sicurezza sicuramente no, e questo è quello che chiedono i cittadini. Non chiediamo qualcosa in più rispetto agli altri, si chiede appunto al governo di accogliere almeno qualche suggerimento che le nostre organizzazioni professionali più rappresentative hanno portato al tavolo delle trattative. Torniamo adesso al tentato omicidio di Santa Giustina nel Bellunese, perché migliorano le condizioni di salute di Silvia De Martin, la poliziotta ferita all'addome dai fendenti sferrati con un coltello dal marito Claudio Perotta, 63 anni, poliziotto a sua volta ma in pensione. Le indagini proseguono, sono coperte da riservo in questura, il clima è ancora teso nel mentre si attendono gli sviluppi sul caso seguito dagli investigatori del comando provinciale dei Carabinieri. Claudio Perot è in stato di arresto. L'ex poliziotto di 63 anni al momento è piantonato all'ospedale di Belluno. La moglie, Silvia De Martin, 55 anni, in forza all'ufficio di gabinetto della questura di Belluno, è ricoverata al Cafoncello di Treviso, dove precauzionalmente è trattenuta in terapia intensiva con prognosi riservata.
Dalla struttura sanitaria, dopo il bollettino medico emesso di prima mattina, non sono state più diffuse informazioni sulle condizioni di salute della donna sottoposta a embargo dalla Procura di Belluno, che ormai a 48 ore dai fatti non ha reso noto il capo di imputazione. Si naviga perciò a vista con l'ipotesi più accreditata, quella di tentato omicidio aggravato dalla relazione familiare. All'accoltellamento avrebbe assistito la figlia della coppia, che ora dalla casa in via 20 settembre a Santa Giustina si è trasferita nell'abitazione della nonna. Nel quartier generale della Polizia di Stato a Belluno abbiamo incontrato il questore Roberto Della Rocca. Come sta Silvia De Martini? Allora, dopo un primo momento di incredulità e di sgomento emotivo che ci ha colto di sorpresa l'altro ieri, abbiamo recuperato un po' di energia anche all'interno della comunità, come l'ha chiamata lei, della nostra questura, di tutti i poliziotti della provincia. Sta meglio, adesso è in attesa ovviamente di ulteriori visite perché ha ricevuto 2 fendenti all'addome. Quello che stiamo recuperando è un po' una forza di unità fra tutti noi. Ringrazio anche il sindaco con cui mi sono sentito ieri di Santa Giustina, perché sono 2 comunità piccole ma a confronto. La famiglia della Polizia di Stato, come abbiamo già riferito, si è già messa in moto per offrire supporto psicologico ad entrambe le famiglie coinvolte dal gravissimo fatto di cronaca accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Ho sentito il nostro servizio medico di Roma per attivare anche all'interno della questura un intervento di uno psicologo per qualunque poliziotto o poliziotta che voglia fare 2 chiacchiere, perché ovviamente è un avvenimento grave che va elaborato, ma vanno trovate anche le contromisure per cercare di capire, di reagire da parte nostra. Le indagini proseguono e sono svolte dai carabinieri. In fase di accertamento le circostanze in cui è maturato il fatto e se queste possono essere attribuite ad una temporanea fragilità psicofisica dell'ex poliziotto, condizione riferita dal padre del 63enne. Ed era prevista per ieri, ma è stata rinviata d'ufficio al 9 di ottobre, l'udienza in Corte d'Appello a Venezia sul caso Marta Novello, la ragazza, lo ricorderete, che nel 2021 a soli 26 anni venne accoltellata per 23 volte mentre faceva jogging dall'aggressore all'epoca appena quindicenne. In appello il ragazzo, difeso dall'avvocato Matteo Scussat, è stato condannato a 5 anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha però annullato 2 volte la sentenza d'appello per problemi di motivazione giuridica e valutazione delle prove. L'udienza, prevista ieri, avrebbe dovuto stabilire se le precedenti motivazioni sulla capacità mentale dell'imputato fossero solide e complete dal punto di vista giuridico-tecnico, questione che sarà riaperta a questo punto alla volta di ottobre. Ferito in seguito alla caduta causata da un portabici scagliato a terra da un noto ragazzo di origini tunisine che ha dato in escandescenze. Parliamo di un 28enne di Musile di Piave che ha rimediato anche dei punti di sutura. La denuncia della zia: situazione insostenibile. Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro in un bar di Eraclea Mare il 28enne che ha riportato ferite profonde dopo lo scontro e la caduta con un portabici lasciato abbandonato nel mezzo della strada e lanciato poco prima da un ragazzo di origine tunisina che vive nelle case Ater vicino a via Bellini. A raccontare il fatto la zia del 28enne che prende voce con i residenti della zona per denunciare una situazione arrivata ormai ai limiti del sostenibile. Litigando con la sorella, che è sempre che litiga questo qua con tutti quanti perché non è tanto a posto, ha dei problemi, ha scavalcato questo portabiciclette verso la macchina della sorella. Mio nipote, naturalmente rientrando al buio, camminando, non si è accorta dell'inciampato e si è lesionato anche con punti. Ma è una situazione molto brutta qui a Musile, cioè non ce la facciamo più. Non la prima volta, infatti, che il giovane di origine tunisina mette in atto comportamenti che spaventano e allarmano i residenti. Liti con la sorella, urla nel pieno della notte, minaccia i residenti che provano a calmarlo nei momenti in cui va più in escandescenza. La gente ha paura, quindi non chiama neanche più i carabinieri perché non vengono neanche più giù e guardavano ma non potevano fare niente perché hanno paura, hanno il terrore che poi se vengono chiamati i carabinieri lui faccia del male anche a loro. Sono degli appartamenti dove ci sono anche degli anziani che hanno paura. Il sentimento è quello di un abbandono da parte delle istituzioni di situazioni che richiederebbero, a detta dei cittadini, un intervento e un aiuto decisi.
E c'è sgomento e grande dolore a Spinea da parte dell'intera comunità per l'esito delle ricerche del 19enne che era scomparso lo scorso sabato, Mattia Testi, ritrovato dopo giorni di incessanti ricerche. Erano state dispiegate forze di ogni genere per trovare Mattia Testi, il 19enne, di cui si erano perse le tracce la notte tra il 4 e il 5 giugno a Spinea in seguito a una lite con un amico. Unità cinofile, droni, ricerche estese in tutta la provincia e anche oltre nelle scorse ore, l'epilogo. A trovare il suo corpo poco distante da via Bennati a Fornase, vicino a un traliccio per le antenne telefoniche e poco distante dalla via in cui si era verificato l'ultimo avvistamento, il padre del ragazzo ancora sotto shock. Non sono del tutto chiare le dinamiche di quanto accaduto né la causa della morte del ragazzo, su cui ora indagano le autorità, ma l'ipotesi sarebbe quella del gesto estremo. Unanime il cordoglio dell'amministrazione comunale della città di Spinea. Desidero esprimere il più profondo cordoglio per questa tragica notizia, ha dichiarato il sindaco Bevilacqua. Alla famiglia di Mattia il nostro abbraccio e la nostra vicinanza. Questo dunque è l'esito delle ricerche a cui hanno concorso non solo forze dell'ordine e vigili del fuoco ma anche volontari naturalmente. E allora proprio tra i volontari noi andiamo a Valdobbiadene, parliamo dell'AVAB che con nuovi mezzi si prepara a far fronte a quelle che possono essere a quest'estate episodi di maltempo ma anche incendi. Siamo in diretta con Mirko Cavallini e Nicoletta Rizzetto proprio da Valdobbiadene e con diversi ospiti. Vedo Mirko, a te. Buongiorno. Buongiorno Lina, eccoci qui allora con Cristian Tessaro che è il coordinatore del nucleo volontari antincendio boschivo di Valdobbiadene, il sindaco Luciano Fregonese e alle nostre spalle il mezzo perché è singolare, costa tanto un mezzo di questo genere, che caratteristiche ha? Buongiorno carissimi telespettatori, sono Tessaro Cristian, come mi ha presentato, il coordinatore qua dell'associazione. Qua al mio fianco c'è il mio vice coordinatore Antonio Furlan che prende le redine quando non ci sono io. Qua abbiamo impegnato i nostri volontari, noi come associazione, per poter crescere con tutti gli effetti che stanno venendo di allarme meteo e quant'altro di queste storie, anche emergenze per gli incendi boschivi. Come vedete questo mezzo qua è stato acquistato proprio per il futuro anche dei nostri volontari, per avere un qualcosa, perché quando devono andare fuori per lavorare devono sempre lavorare in sicurezza. Questo mezzo qua ci dà la possibilità di tante cose, perché è un super attrezzato, è quasi un polisoccorso e un mezzo antincendio, perché all'interno ha tutto quanto per fare primo soccorso, materiale per il discorso di eventi meteorologici, di grandi eventi e anche per gli incendi boschivi. Qua questo mezzo ci ha impegnato a spendere abbastanza soldi, ci siamo impegnati per 10 anni, però noi ci crediamo anche i cittadini che ci daranno una mano. Questa mattina con tutte le forze dell'ordine e anche gli amministratori comunali, Cornuda, Valdobbiadene, Vidor e altri paesi sono stati qua, abbiamo fatto la benedizione con il nostro carissimo Don Romeo e qua vedete il discorso, il nostro mezzo è una cosa molto importante, un mezzo che va dappertutto. Noi abbiamo allargato un po' il nostro parco macchine, avevamo già prima un parco macchine abbastanza buono, però non avevamo il rifornimento dell'acqua quando ci serviva nell'evenienza, perché il mezzo che c'è qua dietro alle mie spalle, che è un vecchio Z che ha ormai 45 anni, è un mezzo che ancora tuttora funziona e dove va quel mezzo là non va nessuno. Però noi avevamo il problema che quello ha una capienza di 800 litri, 800 litri purtroppo fai un piccolo intervento ma non puoi fare un grande intervento. Con l'acquisto di questo automezzo qua possiamo essere più professionisti, essere più indipendenti, però collaboriamo sempre anche col discorso dell'aiuto anche dei vigili del fuoco, perché i vigili del fuoco sono sempre al nostro fianco, come che è il corpo forestale, i carabinieri forestali che sono sempre al nostro fianco. Io direi veramente sono fiero e anche l'amministrazione comunale c'è tanto ma tanto vicina. Qua non parlo anche qua che c'è il nostro carissimo sindaco, che lui quando noi chiediamo
lui in qualche maniera riesce sempre a darci una mano, e questo è molto importante, perché difatti noi mettiamo la forza e lui ci mette l'aiuto che può dare. Sì, allora lo interpelliamo, il sindaco Luciano Fregonese. Insomma, è anche un orgoglio, credo, avere qui a Valdobbiadene una sede così importante e adesso con questo mezzo ancora più strutturata. Sì, è assolutamente un orgoglio, non è una cosa nuova, perché il volontariato di protezione civile sul nostro territorio Valdobbiadene, ma tutta la Pedemontana, ha una lunga storia e si è sempre rinnovato, ha sempre avuto delle competenze, delle qualifiche importanti, negli ultimi anni sempre più, perché la formazione è continua, è impegnativa, è anche costosa, la formazione, l'acquisto e la gestione e manutenzione di attrezzature e mezzi necessari in caso di emergenza. In questo caso questo mezzo ha un costo ben importante, ma insomma, i volontari hanno fatto appello, stanno facendo appello anche ai tanti contributi di persone e aziende del nostro territorio che sono sicuro risponderanno, come hanno risposto anche in passato. Sono molte le attività del volontariato di protezione civile a Valdobbiadene e su tutto il territorio, di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo di emergenza, non solo il maltempo, le calamità naturali, ma per esempio da lunedì, da dopodomani, attraverso il centro operativo intercomunale dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, coordinato dall'ingegnere Omar Grando, le 9 associazioni di protezione civile del nostro territorio daranno una mano, collaboreranno per le vaccinazioni antirabica. A Vittorio Veneto sono turni da 10 ore al giorno, durerà diverse settimane questo intervento. La turnazione dei volontari è fondamentale anche in questi casi di necessità per la comunità, per la collettività, quindi dobbiamo pensare a un'attività non solo di calamità ma di servizio alla popolazione. È un servizio importante. A proposito di calamità, usciamo dalla primavera piovosa, abbiamo visto fino all'altro giorno anche grandinate, insomma anche qui in Pedemontana si annuncia un'estate caldissima. Voi siete pronti? Siamo prontissimi, e anche adesso noi siamo pronti anche per il discorso, perché adesso con questo tempo qua, che tante volte c'è il sole, dopo neanche 10 minuti vedi la caduta di tempesta, un meteo che non si capisce tanto bene, però siamo sempre pronti. L'importanza mia e anche del mio vice coordinatore è quello che quando chiamiamo i nostri volontari, che io qua ringrazio tantissimo, io l'altra sera che c'è stata l'emergenza tra Cornuda e giù verso la Pedemontana, in 10 minuti ho già avuto la risposta dai volontari sulle varie fasce orarie, già di 10 volontari pronti per partire, e questo è un effetto molto importante sia per me che anche per Antonio, logicamente, perché avere una squadra che fa famiglia, quando nel momento del bisogno noi ci siamo, e questa è la cosa più importante. Qua io ringrazio tantissimo i miei volontari per questo discorso qua, e adesso noi siamo sempre pronti per crescere e crescere. Qua anche sulla destra vedete che c'è anche il discorso hanno allestito, perché abbiamo anche dei soccorritori, che abbiamo qua Matteo Longo che è un infermiere, che logicamente un soccorritore, abbiamo anche Lorenzo Damin, che adesso non lo vedo, però Lorenzo Damin, eccolo qua, e lui seguono proprio la parte anche di soccorritori, e questa è una cosa molto importante, perché stiamo crescendo sia anche nella parte antincendio boschivo, nella parte della protezione civile e anche nel sanitario, perché dobbiamo anche capire una cosa, che se succede qualcosa a un nostro volontario in una fase di emergenza, abbiamo anche il primo soccorso già a portata di mano, quindi abbiamo un pranzo completo, per capirsi, e questa è la cosa importante per noi, questa è una roba che ci rassicura tanto. E rassicura soprattutto i cittadini, diciamo a 360 gradi, quindi anche con questa bella giornata di primavera, di fine primavera ormai, noi da Valdobbiadene con Nicoletta Rizzetto vi salutiamo. A te Lina. Grazie Mirko, grazie Nicoletta, grazie naturalmente agli ospiti che in questo bellissimo scenario, come sempre, di Valdobbiadene ci hanno raccontato anche quelli che sono i preparativi per essere pronti a qualsiasi genere di emergenza. E allora abbiamo parlato di incendi, si sono vissuti nelle scorse ore attimi di paura a Cordenons, nel Pordenonese, per un incendio divampato in un appartamento, con un 13enne rimasto solo in casa, tratto in salvo dai vigili del fuoco e portato in ospedale per una lieve intossicazione. Paura nel pomeriggio per un 13enne di Cordenons, rimasto coinvolto in un incendio divampato all'interno della sua abitazione, mentre si trovava, secondo le prime informazioni, da solo in casa.
Il fatto è avvenuto in una palazzina di via Isonzo. Per cause ancora in corso di accertamento, con ogni probabilità al momento di natura accidentale, le fiamme si sono sviluppate rapidamente all'interno della cucina, coinvolgendo poi anche una scarpiera andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, automedica e ambulanza. I pompieri, con l'ausilio della scala, hanno raggiunto la finestra di una camera e messo in salvo il bambino. Il minore poi è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale di Pordenone per una lieve intossicazione da fumo. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Incendio di altre dimensioni l'altra sera alla Grand Place di Grantorto, con danni che si calcolano in questo momento intorno al €1.000.000. Ci abbiamo vista brutta perché il fuoco è arrivato alle porte dello stabilimento, pronto a entrare, alcuni tubi erano già incendiati verso l'interno, quindi è stato un momento drammatico, sì, drammatico. Tanta paura alla Grand Place 2001 di via Martiri della Libertà a Grantorto, dove giovedì sera è divampato un pauroso incendio nel deposito esterno dello stabilimento. Fiamme alte, una nuvola di fumo nero visibili a chilometri di distanza. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco che in tempi record sono riusciti a domare il rogo, evitando che si propagasse al resto dell'azienda e intaccasse le vicine abitazioni. 2 operai, uno di 29 anni, il collega di 56, sono intervenuti per primi per cercare di spegnere il fuoco in attesa dei pompieri. Avendo respirato fumo sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari, ma già in giornata sono stati dimessi. Il sindaco in via precauzionale aveva invitato i residenti a chiudere porte e finestre sino al via libera dato da ARPAV, che ora sta facendo le verifiche sulle acque reflue dopo le operazioni di spegnimento. Stanno analizzando giustamente anche se c'è qualche residuo sull'acqua e l'ARPAV mi ha chiamato stamattina, ha detto che insomma sembra che sia tutto a posto, insomma è passata la paura, voglio tranquillizzare i miei cittadini e voglio ringraziare veramente, ripeto, tutti coloro che si sono dati da fare. Un plauso per il lavoro fatto per evitare che le conseguenze del rogo, anche a carattere ambientale, fossero più gravi, è arrivato dall'assessora regionale all'ambiente Elisa Venturini, che ha rivolto un pensiero anche ai 2 operai finiti in ospedale. Intanto è ancora da capire cosa possa avere scatenato l'incendio. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per smassare tutto il materiale andato incendiato nel pauroso rogo che è divampato alla Grand Place 2001 qui a Grantorto e per mettere in sicurezza l'intero piazzale. Adesso è il momento della conta dei danni. Ci sono dei danni ingenti, pensiamo circa €1.000.000 di danni tra il piazzale esterno, qualche impianto e qualche muratura, qualche riparazione da fare, quindi sicuramente c'è qualcosa da fare. Noi ci fermiamo adesso per un altro breve stacco pubblicitario, restate con noi. Prima edizione di Antenna 3 in questa giornata, ben trovati. Ripartiamo da Longarone adesso perché con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi andiamo nel piccolo borgo di Mudamae, dove i residenti da 4 anni patiscono un disagio importante legato alla chiusura di un ponte. Sentiamo. Siamo a Mudamae, piccolo borgo nel comune di Longarone, con noi la signora Maddalena Pagin che ci ha chiamato per palesare, esplicitare un problema che vive lei personalmente e gli abitanti di questo borgo, che sono all'incirca una trentina, che da 4 anni vivono una condizione di disagio assai importante perché 4 anni fa è stato chiuso questo ponte, questo piccolo tratto di strada, in conseguenza delle richieste a livello nazionale di controllare, manutentare tutti i ponti d'Italia. Il risultato qual è stato? Che il ponte è stato chiuso, ma le manutenzioni e i controlli non sono mai stati fatti. Signora Pagin, questa cosa che cosa significa per voi? Perché di fatto questo ponte chiuso, la chiusura di questo ponte vi costringe a fare dei giri immensi per raggiungere casa. In salita e in discesa questi giri sono, sì, per raggiungere le abitazioni. Ma il problema è che questo ponte non è stato chiuso per quel motivo che lei ha detto, è stato chiuso perché io personalmente, mi dispiace, ho mandato una lettera che c'era un buchetto, ma era un buchetto e avevo un po' accentuato perché venissero, al che sono venuti e hanno chiuso.
Questo è il motivo per cui hanno chiuso. E siccome sono io la persona che ha mandato la lettera per far chiudere, che mi dispiace, hanno fatto questa cosa qui. Avevo mandato una lettera nel 2018, però nel 2018 hanno fatto la manutenzione, poi ogni tanto venivano per fare la manutenzione, cioè veramente sono venuti una volta solo, che io abbia visto, poi non lo so. Però questo non è un ponte romano, ma è cosiddetto romano, ma è ponte comunale, di strada comunale, perché io ho la soprintendenza, perché quando sono arrivata qui mi hanno detto c'è la soprintendenza, ci vorranno 2 o 3 anni, che qui e lì va bene, e io ho scritto subito alla soprintendenza a Venezia e mi hanno risposto a me e hanno risposto anche al comune di Longarone, dicendo che non è un ponte romano, è un ponte su strada comunale e che spetta al comune la manutenzione. Ecco, allora noi abbiamo sentito, giusto per dire le cose come stanno, noi abbiamo sentito il sindaco di Longarone Roberto Padrin, che è consapevole del problema che sta causando la chiusura di questo ponte da 4 anni per l'appunto, e ci ha detto che per intervenire, per sistemarlo ci vogliono centinaia di migliaia di euro, fondi che al momento non sono nella disponibilità delle casse del comune di Longarone. Ma i problemi, signora Paggin, tra l'altro la signora Paggin è di Mestre e vive qua per diversi periodi durante l'estate. Il problema che lei rileva, lei assieme anche ai suoi vicini di casa, è che questa frazione, questo borgo è un po' abbandonato. Molto abbandonato, molto. Sono venuti a tagliare gli alberi, che era molto tempo che non venivano, e li hanno sradicati. Fanno dei lavori proprio fatti molto male, insomma, senza un minimo di coscienza o di capacità, perché è un deficiente quello che ha fatto quel lavoro lì qua sugli alberi. Poi qui è assurdo che non decidano cosa fare di questo ponte, perché noi ci passavamo con le macchine, con i camion, con tutto. Il problema è che se dall'altra parte c'è una macchina sulla strada, c'è un camion che sta facendo dei lavori, c'è qualcuno che deve scaricare qualcosa, viene un'ambulanza, c'è un incendio, qualcosa, noi non siamo in sicurezza. In più qui ci sono le persone anziane che non possono farsi tutta la salita e tutto il giro per andare a Longarone. È una cosa veramente drammatica. Non bastasse, lungo la scarpata che costeggia il ponte sono stati notati in periodi successivi, è anche stato notato l'abbandono di rifiuti. Anche questo voi l'avete segnalato, vero? Io avevo segnalato proprio a Padrin, gli avevo scritto sul suo profilo Facebook e lui mi aveva garantito che mandava qualcuno a togliere i sacchi delle immondizie, che per il ponte non poteva occuparsene perché non era compito suo, ma che era compito suo le immondizie. Però non è mai venuto nessuno. Allora sono andata io e mi hanno detto: signora, lei deve togliere tutto il fogliame, tutte le cose, poi farci le foto e mandarle. Poi è una scarpata, pretendono che ci vada io, sono fuori di testa, cioè qui non c'è più religione a questo punto, le cose non vengono fatte a modo. Allora, noi consegniamo in maniera molto virtualmente questo messaggio, il messaggio della signora Paggin, che assieme ai residenti del borgo protesta. Consegniamo questa protesta al sindaco Roberto Padrin con la speranza che si intervenga al più presto, anche con l'impegno di recuperare i soldi necessari per sistemare questo ponte e ridare dignità anche a chi a Muda Maè vive. E non solo, posso aggiungere qualcosa? Allora, questo è l'unico borghetto che si è salvato dall'ondata del Vajont. Dovrebbero tenerlo come una chicca, perché è una vera chicca ed è una vergogna che i cittadini di Longarone e il sindaco in primis non si occupano di questo borghetto tenendolo come si deve. Una cosa vergognosa. Questa è la denuncia dunque raccolta dalla nostra Tiziana Bolognani insieme a Stefano Bozzi. Noi cambiamo tema adesso perché continua a tenere banco, lo sapete, l'avvertenza Electrolux. Lunedì sarà una giornata cruciale con scioperi negli stabilimenti, mentre a Roma si riunirà il tavolo di trattativa al Ministero.
La trattativa sui 1719 esuberi annunciati dal gruppo Electrolux, di cui più di un terzo tra Susegana e Porcia, vivrà una giornata delicata lunedì 15 giugno. A Roma gli uffici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ospiteranno un nuovo tavolo di confronto tra Confindustria, sindacati, regioni e comuni sedi degli stabilimenti coinvolti. Il ministro Adolfo Urso a Venezia per un incontro sullo stoccaggio delle terre rare mette le mani avanti sulla lunghezza della trattativa. Non si risolve una situazione così complicata in una riunione. Lunedì il tavolo è stato convocato nella convinzione che inizia un processo che io spero giunga a compimento presto, con un piano industriale sostenibile nel tempo e condiviso anche dai sindacati e dalle regioni in cui insistono gli stabilimenti di Electrolux. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo vincere la battaglia in Europa. Per questo l'Italia ha presentato al Consiglio europeo per la competitività un documento di indirizzo che tuteli tutto il settore industriale degli elettrodomestici dalla concorrenza sleale e metta la filiera del bianco tra quelle strategiche a livello continentale. Se riusciremo a coniugare anche nella tempistica il piano Electrolux per un rilancio degli stabilimenti in Italia con le riforme necessarie in Europa, avremo raggiunto l'obiettivo. Ma le due cose devono andare insieme. L'una è possibile se l'altra si realizza. Una delle fatiche principali è il costo del lavoro e della produzione, come conferma la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron. Quello che io vedo è che c'è una crisi del settore che è giustificata perché più 22% sono gli ingressi di prodotti che arrivano dalla Cina, prodotti che hanno un alto valore tecnologico e che arrivano qui con un prezzo basso. Io mi chiedo come fanno a competere le nostre aziende con il costo dell'energia, come lo pagano, ecco, quindi e il costo delle materie prime. In concomitanza con l'incontro al Ministero, in tutti gli stabilimenti Electrolux ci sarà uno sciopero di 8 ore con un presidio dei lavoratori. A Susegana dalle 10 alle 14 parteciperanno anche i lavoratori di Zopas Industries di Vittorio Veneto che hanno incrociato le braccia dopo il gravissimo infortunio sul lavoro accaduto nei giorni scorsi. E in fermento è anche la politica. Con l'addio shock in Fratelli d'Italia se ne va il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, uomo di punta dei meloniani nella Marca. Mi mancavano gli stimoli, è una separazione, ci ha detto, consensuale. Di fatto sento che il mio tempo in Fratelli d'Italia è finito, ma insomma, ci sono le separazioni giudiziali, ma ci sono anche quelle consensuali, quindi davvero nessuna polemica, ma semplicemente una mancanza di stimoli. Quando si sente di aver dato tutto è evidente che magari non ci sia altro, insomma, che se non salutarsi con affetto, senza nessun rimpianto, senza nessuna polemica, ma semplicemente ci si saluta. Viene raccontata dal diretto interessato come la fine di una lunga storia d'amore, in realtà è un addio shock al partito della Premier. Della Pietra infatti è stato il primo sindaco nella Marca ad aderire a Fratelli d'Italia, di cui è stato anche responsabile enti locali e candidato di punta alle ultime regionali. Se ne va con fair play, ma se ne va in quale direzione non è dato sapere, chiaramente aleggia l'ipotesi Vannacci. Non è che poi vediamo Della Pietra all'interno di Futuro Nazionale? Ma non so, perché vedete, appena è stato letto il comunicato stampa sono stato contattato praticamente da tutte le forze politiche in campo, tranne una, ma potete immaginare quale sia, ecco, l'unica che non mi ha contattato, per cui è ovvio che continuerò a fare politica e adesso vedremo, sono tutte opzioni, vediamo. Della Pietra, da poco rieletto per il suo terzo mandato, resta sindaco di Spresiano, dove correva senza simboli ma con l'appoggio espresso di Fratelli d'Italia. Lo stesso ministro Nordio era sceso in campo in suo sostegno e poi il senatore Luca De Carlo, a cui è stato molto vicino. Era qualche mese che facevo da consulente al senatore De Carlo e ho rimesso giustamente l'impegno e adesso c'è il centro studi. Mi spiace onestamente
dover rimettere questo di ruolo. In attesa di nuove mosse resta un messaggio ai sostenitori. E i valori rimangono sempre gli stessi, che il mio impegno rimane sempre lo stesso e che quindi continuino a fidarsi di me. Ma è l'intero centrodestra a non conoscere pace, in particolare la Lega, che per ricompattarsi in chiave anti-Vannacci si troverà non a Treviso ma a Mogliano il 4 e 5 luglio. È un onore vedere e aspettarsi una mossa del genere proprio a Mogliano. Dal raduno con il leader Salvini in tanti si aspettano una vera svolta, l'alternativa soccombere al generale. L'augurio è che Luca possa ricevere quella notifica importante per poter rilanciare il movimento in questo momento. Anche questa situazione sappiamo in evoluzione. Cambiamo tema, parliamo di adolescenti, non solo baby gang. Un esempio positivo arriva da Zero Branco. Sentiamo perché. Da un atto vandalico nasce un'azione positiva. Nei giorni scorsi mani ignote avevano tracciato delle scritte sul muro dello spogliatoio degli impianti sportivi delle scuole medie di Zero Branco, un gesto che ha rovinato una struttura utilizzata non solo dalle società locali ma anche da altre del circondario. Ne è seguito un incontro promosso dal comune con un centinaio di alunni e alunne delle classi terze assieme a uno psicologo. Alla fine di questo incontro, così un po' per scherzo ma un po' anche per testare, noi abbiamo dato un'indicazione, abbiamo detto: ragazzi, guardate, c'è la necessità di ridipingere gli spazi degli spogliatoi della palestra che utilizzate con la scuola. Io mi ci metto in prima persona perché è giusto che insomma ognuno faccia il proprio. Chi di voi sarebbe disposto a darci una mano? E devo dire che su un centinaio di ragazzi, così di primo acchito sull'impatto a caldo, 65 sono resi disponibili. Praticamente 2 ragazzi su 3 hanno detto sì alla proposta di darsi da fare per il ripristino di un bene di proprietà collettiva. È la conferma, sottolinea il sindaco, che in tempi di maranza e baby gang che riempiono le cronache, la maggior parte degli adolescenti ha invece sviluppato senso civico. Nella normalità la maggior parte di questi ragazzi non solo ha un'indole positiva e bella e buona, ma ha anche voglia di trovare qualcuno che possa in qualche modo accompagnarli in alcuni percorsi di un certo tipo. Gli autori materiali delle scritte fanno parte con ogni probabilità proprio del gruppo di 65 che si sono resi disponibili a ritinteggiare le pareti. La scelta del comune è stata quella di coinvolgere tutti i ragazzi per aumentare il loro senso di responsabilità. Avremmo potuto farlo noi, come si è sempre fatto, con un'operazione ordinaria, quindi darli in carico a una ditta per dipingere, però invece ci sembrava giusto che i ragazzi fossero... I colpevoli non si sono fatti avanti? Guardi, vorrei dirglielo col sorriso, anzi glielo dico col sorriso, trattandosi di ragazzini, con un poco impegno si capisce, si è capito anche chi è, però devo dire è bello quando invece tutta la comunità si prende carico di queste. Nel capoluogo Treviso adesso con un'informazione di servizio perché da lunedì partirà la nuova fase di interventi, attenzione quindi sul lato sud della stazione dei treni con la riqualificazione del tratto di via Dandolo compreso tra il Terraglio e via Bembo e il riordino delle aree sotto il cavalcavia della stazione. L'accesso alla stazione verrà sempre garantito ma i portabici saranno spostati e da metà luglio chiuderanno le scale del sottopasso pedonale, si potrà usare solo la rampa. Tutti gli interventi saranno completati prima dell'avvio del nuovo anno scolastico nel mese di settembre. Attenzione naturalmente a questa riqualificazione del tratto di via Dandolo perché mancheranno in questo periodo di tempo alcuni parcheggi che sono molto utilizzati dai pendolari che accedono alla stazione. E rimaniamo nei pressi perché è iniziato Sile Garden, manifestazione che animerà i giardinetti di Sant'Andrea. Siamo a ridosso dello scalo ferroviario per tutta l'estate, dal mercoledì alla domenica, con musica, letture, cultura e anche lo yoga. 3 mesi di musica, spettacoli, cultura e socialità e anche gioco di carte nel cuore verde della città. È ripartito Sile Garden ai giardini di Sant'Andrea che fino al 19 settembre si trasformeranno in un grande spazio all'aperto affacciato sul Sile, tolto la microcriminalità per restituirlo alla comunità.
È un impegno che la città ha assunto sin dall'anno scorso di abitare quel luogo, i Giardini di Sant'Andrea, e così è stato e così sarà quest'anno, perché abbiamo verificato che effettivamente l'idea di abitare, di creare degli eventi culturali e non solo, anche di intrattenimento, anche dal punto di vista di un solo incontro di fronte a un caffè, ha dato la possibilità a riconoscere quel luogo non solo come un luogo da evitare, ma anzi un luogo da frequentare. Dal mercoledì alla domenica, dalle 17 a mezzanotte, il parco ospiterà una varietà di eventi da non perdere, anche per bambini e famiglie, oltre ad un'area dedicata al relax con food truck e picnic sul prato. Ci saranno concerti di jazz, di blues, ci saranno performance teatrali, reading, persone che raccontano libri, esperienze, ci saranno delle esperienze di benessere con lo yoga, ci saranno incontri con alcune associazioni benefiche del territorio. Quello che volevamo era che i giardini fossero un luogo di incontro artistico, culturale, umano, un luogo da riscoprire e un luogo anche dove poter sentirsi liberi di andare, riflettere, viverlo, perché è un luogo magico, vicino all'acqua, con il rumore dell'acqua, con il fresco che porta l'acqua e con una natura molto bella. Ogni domenica mattina alle 9 una pratica di yoga e pilates per rigenerarsi e partire al meglio in un luogo che diventa vissuto, partecipato, sicuro e inclusivo. Non c'è età, veramente dal piccolo bambino che può partecipare fino al signore e alla signora di una certa età, perché sarà uno yoga dolce, sarà uno yoga più di risveglio e poi proporrò la variante della posizione magari più difficile per persone che già praticano. L'esperienza dell'anno scorso è stata enormemente positiva, abbiamo riportato i trevigiani ai Giardini di Sant'Andrea, abbiamo reso i Giardini di Sant'Andrea un luogo dove trovarsi, dove fare le cose insieme, dove divertirsi, e quindi quest'anno ci sembra il caso di ripetere l'esperienza e possibilmente di migliorarlo ulteriormente. Nessuna paura della malavita? Abbiamo più paura del tempo, diciamo. La malavita, allora, chiaro, succedono delle cose, chiamiamo la polizia e sono sempre pronti ad intervenire. Speriamo che la cosa resti sotto controllo come l'anno scorso. Ci spostiamo a Venezia invece. A Ca' Giustiniani si è tenuta la cerimonia della premiazione del Leone d'Oro alla carriera Emma Dante, che ha ricevuto un'ovazione da tutti i presenti e c'è stata anche un ospite a sorpresa. Il Leone d'Oro alla carriera alla regista teatrale Emma Dante si è confermato uno dei momenti più emozionanti dell'avvio della 54esima edizione del Festival Internazionale di Teatro della Biennale di Venezia. La cerimonia ha visto anche il conferimento del Leone d'Argento a Mario Basi, classe 1998. Un'ovazione ha accolto i due premiati nella Sala delle Colonne a Ca' Giustiniani e in platea, tra il pubblico, era presente a sorpresa come ospite anche Beatrice Venezzi, invitata dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, suo amico personale. Venezzi, sempre cortese e sorridente con tutti, non ha parlato, non volendo rubare la scena ai premiati di giornata, ma la sua presenza ha comunque catalizzato in positivo l'attenzione di tutti. Ho scritto un testo così, appunto, così sono concentrata sulla lettura e non mi viene da piangere. E si sente male? Perché sono una piccola donna, piccola, ma con un leone d'oro alle spalle. Prima di tutto desidero ringraziare William Dafoe, che in tempi non sospetti, quando ero all'inizio della mia carriera di regista, venne a vedere uno dei miei primi spettacoli che si intitolava Il Festino, in un teatrino di periferia. Rimasi di stucco quando lo vidi entrare, mancava poco e svenivo. Lo voglio ringraziare per questa sua curiosità sempre viva, per la sua attenzione e per la sua passione per il teatro. La rassegna continuerà fino al 21 giugno. Profondo il discorso del presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e del direttore artistico di questo festival, William Dafoe. E sono i fantasmi, 3, e poi un altro arriva in forma di dedica particolare. Uno è Basile, l'altro è Michele Amari, il terzo è
Luigi Pirandello, io immagino che ad applaudirti con una dedica particolare è Angelo Mosco. Sui Colli Euganei adesso, perché domani sarà la giornata della pedalata per la vita con fondi a favore dell'hospice pediatrico. 63 km lungo l'anello dei Colli Euganei per i bambini e le famiglie seguiti dall'Hospice Pediatrico del Veneto. Appuntamento domenica 14 giugno con la pedalata della vita, evento organizzato dalle 10 associazioni della rete Fiato e Cuore per l'Hospice Pediatrico del Veneto, che si inserisce nella quinta edizione del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Si tratta di fare una bella pedalata assieme lungo l'anello ciclabile dei Colli Euganei, che è un percorso praticamente pianeggiante, totalmente pianeggiante. Si può partire da 4 posizioni, dal Tre Ponti di Teolo, da Battaglia Terme, da Monselice e da Este. Non è necessario percorrere l'intero tragitto, l'intero percorso, ma ciascuno può fare in base alle proprie capacità, alle proprie gambe. Sono 400 i bambini seguiti a Padova dal primo hospice pediatrico nato in Italia, ma dovrebbero esserne seguiti almeno il doppio bambini che portano con loro le famiglie. Questi bambini hanno bisogni particolari, complessi, patologie inguaribili, ma ai quali dobbiamo cercare di dare la miglior vita possibile e curare le famiglie soprattutto che supportano questi bambini. Invitiamo tutti, famiglie, ragazzi, genitori, pazienti che possono farlo a partecipare, perché ci saranno diverse possibilità di tragitti e anche quindi diversi livelli di impegno, ma tutti accomunati da questa speranza in un futuro migliore per i bambini malati e per le loro famiglie. Noi ci fermiamo qui, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie in regia a Francesco Cerone e Antonio Pol. Dopo di noi vi ricordo l'appuntamento con Casa Pappagallo, a seguire alle 13:43 Agricultura, alle 16:06 la pellicola Coco Chanel e Igor Stravinsky, che racconta della relazione tra questi due grandissimi personaggi. È tutto, grazie per essere stati con noi, tra poco le previsioni del tempo e ci rivediamo ai telegiornali di questa sera. Arrivederci.